Si è ritrovata sola dall'altra parte del mondo in piena emergenza sanitaria, ma la grinta, inventiva e determinazione non fanno difetto a Gaia Turtura, 19enne veneziana che, rimasta senza lavoro, che aveva appena trovato, è riuscita a tornare a casa tra mille peripezie. Questa esperienza è durata solamente 2 mesi, durante i quali nel primo mese ho cercato lavoro, che finalmente ero riuscita a trovare. Solo che poi il coronavirus è arrivato anche lì e quindi il ristorante dove avevo trovato lavoro ha dovuto chiudere. Quindi mi sono trovata dall'altra parte del mondo senza nessun tipo di entrata. Nessun aiuto da parte delle autorità locali. Il governo non ha dato, al momento non ha dato nessun tipo di aiuto ai ragazzi con i visti temporanei come me. Alla fine, dopo 2 o 3 settimane ad averci pensato, ho deciso di ritornare a casa. Per lei è quindi iniziata una fase molto difficile. Ho trovato questo volo che faceva la tratta Melbourne-Doha e poi da Doha a Roma, che ho preso. Non ho speso troppi soldi, il prezzo diciamo era regolare e sapevo che correvo il rischio comunque di rimanere magari bloccata a Doha perché la seconda tratta poteva essere cancellata. Non sapendo cosa sarebbe successo, sono partita lo stesso. Per fortuna i voli non sono stati cancellati, sono stati tutti puntuali e poi sono arrivata a Roma finalmente. Da Roma è tornata a Venezia in auto con autista privato ed ora per Gaia si apre la fase della quarantena a Venezia.